Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live su Friuli TV. Apriamo subito con la cronaca, aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Tragedia ieri sera a Pordenone. I genitori di origine straniera avevano deciso di far nascere il loro pargolo a casa. Tutto sembrava procedere sul verso giusto, con loro anche un'ostetrica professionista. Pochi istanti e quel momento di gioia si è trasformato in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la neonata, lasciato il grembo materno, è andata in arresto cardiaco. Subito l'ostetrica ha mobilitato i soccorsi, cominciando nel frattempo le manovre di rianimazione. In pochi minuti i sanitari a bordo dell'ambulanza sono giunti presso l'abitazione, hanno intubato la piccola e praticato il massaggio cardiaco. Poi la corsa in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile, prolungando la rianimazione in maniera estensiva. Purtroppo il cuore della piccola non ha più ripreso l'attività spontanea, causando il decesso. Per determinare le cause della morte sarà necessaria l'autopsia. Cambiamo argomento, notizia proprio appena giunta in redazione: 126 regolari sono stati rintracciati questa mattina nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, non lontano dal confine con la Slovenia. Il gruppo è composto da bengalesi, pakistani e turchi. In corso le operazioni di trasferimento al centro di prima accoglienza di Fernetti per il triage sanitario e il periodo di quarantena. Cambiamo argomento, parliamo di incidenti stradali. Incidente poco prima dell'una lungo la strada statale 14 a Cervignano, per causa in corso di accertamento, sul posto una pattuglia del Norma di Palmanova, 2 auto si sono scontrate tra loro. Nell'impatto una delle 2 è finita fuori strada rovesciandosi su un fianco. I 2 conducenti non sono rimasti per fortuna feriti. Sul luogo del sinistro anche una squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco. L'arteria è rimasta chiusa parzialmente al traffico per circa 3 ore, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. E ora ci trasferiamo a Talmassons per un incendio che ha interessato un deposito agricolo proprio nel centro della cittadina friulana. Sono stati i proprietari ad allertare i vigili del fuoco attraverso il numero unico d'emergenza. Sul posto da Udine l'autobotte e l'autoscala. Non si segnalano per fortuna feriti. Divorato dalle fiamme il reparto officina, mentre i mezzi agricoli sono stati salvati in tempo. In corso le operazioni di smassamento del materiale distrutto e la bonifica dell'area interessata dall'incendio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Vi diamo appuntamento più tardi con le nostre linee dirette. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.